Bene, allora noi prendiamo la linea qui da Valle Vecchia. Io non so quanti di voi che ci stanno guardando in questo momento conoscono Valle Vecchia. Valle Vecchia è un'azienda di Veneto Agricoltura, è un'azienda importante, storica. Adesso ne parleremo velocemente con il dottor Giustino Mezzalira qui vicino a me, che è il direttore della ricerca e sperimentazione di Veneto Agricoltura. Questa azienda è un'azienda di circa 900 ettari, che nel 1950 non esisteva perché qui c'era l'acqua, poi nel 1960 circa è stata fatta la bonifica, una delle ultime bonifiche che sono state fatte nel nostro paese, ed è stata creata un'azienda agricola importante. Poi dopo, a cavallo tra il secolo scorso e questo secolo, è stato oggetto di un importante intervento naturalistico di riqualificazione ambientale, quindi adesso si parla dell'oasi di Valle Vecchia, dove c'è una sintesi veramente mirabile tra agricoltura e natura. Qui c'è grande natura, ci sono delle oasi, soprattutto è importante per l'avifauna, ve lo dirà Mezzalira, questo è un sito di passaggio soprattutto per diciamo, gli uccelli che vanno da sud a nord e ovviamente viceversa, e qui quindi sono grandi specie che passano e anche qualche volta si fermano. Detto questo, allora siamo qui per parlarvi di acqua. Del resto non c'è realtà più interessante di quella di Valle Vecchia, visto che qui abbiamo proprio anche delle aree umide qua dentro che sono state in qualche maniera artificialmente ricostruite, ma proprio per dare un senso a questi 900 ettari. Io però passo la parola solo inquadrato, ecco, siamo tra Caorle e Bibione, anche questo forse dovevo dirlo, ecco, quindi ci troviamo nell'Alto Adriatico e siamo nel Veneto. Allora, Giustino Mezzalira è il responsabile della ricerca e sperimentazione di Veneto Agricoltura. Parliamo di queste giornate, parliamo di dove siamo. Prima hai già detto un po' quello che è essenziale dire, quindi un'azienda molto molto speciale dove da tanti anni ormai si cerca questo equilibrio che un po' tutta l'agricoltura europea sta cercando, l'equilibrio tra produzione sempre più sostenibile, conservazione dell'ambiente, fruizione da parte del pubblico, dello spazio agricolo, quindi che non è solo uno spazio produttivo ma è anche uno spazio per il turismo, per la ricreazione. Ecco, Valle Vecchia è tutto questo. Valle Vecchia ha molte cose da dire sull'acqua perché viene sostanzialmente dall'acqua, è stata bonificata in tempi recenti, come hai ricordato, e ormai da più di 20 anni ospita importantissimi progetti sull'acqua. Ricordo solo il primo grande progetto che è stato fatto per la fitodepurazione, per fare in modo che l'agricoltura che noi facciamo qui dentro, quando l'acqua esce dal sistema Valle Vecchia, sia un'acqua che non porta con sé un eccesso di nutrienti che poi vanno a inquinare le acque che la circondano. Poi c'è stato un grande progetto sull'acqua in sé, cioè sulla disponibilità di acqua, il progetto LIFE V-Store 2, che ci ha molto impegnato, ci ha permesso di realizzare una riserva di oltre 150.000 metri cubi di acqua piovana che catturiamo in modo molto intelligente quando ne abbiamo in eccesso, la selezioniamo bene in modo che non sia troppo ricca di sale, e dopo averla immagazzinata in un bacino che è diventato anche un sistema naturalistico interessantissimo, la riusiamo per scopi irrigui. Ecco, quindi c'è tutta una storia qui a Valle Vecchia di acque, e adesso siamo qui con questa giornata, una delle tappe del nostro tour attraverso i centri di Valle Vecchia per parlare di uso razionale, moderno, efficiente della risorsa idrica. Quindi queste giornate sull'irrigazione, siamo partiti da un altro nostro importante centro, Po di Tramontana, oggi passiamo qui per vedere l'uso razionale dell'acqua nelle colture estensive e finiremo fra qualche giorno in un'altra nostra importante azienda agricola, l'azienda Sasserami a Celegnano, Rovigo, dove vedremo l'applicazione dell'irrigazione di precisione con le grandi macchine irrigue, con i pivot, con i ranger, eccetera. Mi piacerebbe parlare con il dottor Mezzalira di tante cose, lui è un grande esperto anche di ambiente, di fauna, di avifauna. Diciamo solo una cosa, ecco, Valle Vecchia per l'avifauna è famosa perché? È importante perché? Valle Vecchia è una specie di aeroporto, difatti la stiamo tenendo così, con un grande open field, un grande spazio aperto centrale, perché qui vengono a svernare alcune specie di oche
che si riproducono in questo periodo, sono in pieno periodo riproduttivo in terre molto molto lontane della Federazione Russa, e poi vengono a svernare, come giustamente dicevi, alcune sono di passaggio, però alcuni stormi negli inverni, soprattutto più freddi, vengono qui a svernare, hanno bisogno dello spazio giusto. Ecco che quasi attraverso delle colture dedicate come quella del frumento, che viene pascolato durante l'inverno, fra l'altro non dando assolutamente nessun effetto negativo sulla futura produzione della coltura, ecco, quindi per le oche Valle Vecchia è importante, ma poi per decine e decine di altre specie. Questo è veramente il paradiso. Tarabusi, tarabusini, mamma mia, potremmo fare un elenco lunghissimo. Cavaliere d'Italia. Dico solo, allora lo dici tu, no, sai dirlo meglio di me, tantissime specie diverse di anatre, rondini di mare, animali magari poco simpatici, falchi, ma meravigliosi, ecco, evviva, c'è quasi tutto l'elenco. Sì, no, tantissimi. Allora ringrazio Giustino Mezzalira, che adesso licenzio, come si dice, grazie, noi andiamo avanti, che nel frattempo, mentre arriva Lorenzo Furlan, il dottor Lorenzo Furlan, che è un po' il responsabile qui, vi ricordo che siamo in diretta Facebook, siamo anche su Zoom, e vieni Lorenzo, e devo ringraziare in questo momento innanzitutto gli operai qui di Valle Vecchia, che sono venuti fin qua e ci hanno sistemato, diciamo, le nostre quinte, perché adesso sta cambiando il tempo, oggi era una giornata caldissima, molto assolata, molto umida, e quindi i roll-up che avevamo messo dietro ci cadevano, quindi grazie agli operai di Valle Vecchia che hanno fatto questo lavoro, grazie a IP-Stream e quindi a Massimo Artusi e a Beppe Vassallo per le riprese e per la messa in onda dello streaming. Poi piano piano ringrazieremo anche Renzo Micheletto dell'ufficio stampa di Veneto Agricoltura, che sta facendo il coordinamento qui, poi dopo ci saranno altri Lorenzi. Intanto cominciamo con Lorenzo Furlan, ecco il dottor Lorenzo Furlan, il responsabile delle aziende di Veneto Agricoltura, le aziende pilota e dimostrative di Veneto Agricoltura, e in particolare di questa a Valle Vecchia. Tra cui abbiamo Valle Vecchia. Diciamo due cose importanti su Valle Vecchia, perché è centro di sperimentazione significativa. Sull'agricoltura sostenibile è un laboratorio a cielo aperto dove noi testiamo da anni i pacchetti di agricoltura sostenibile avanzata che consentono di fare produzione agricola di qualità, al contempo rispettando o addirittura migliorando la biodiversità in un contesto di cambiamento climatico. Quindi noi testiamo pacchetti di agricoltura sostenibile con tutti i fattori dentro, in modo da essere sostenibili, proteggere la biodiversità, ma fare anche agricoltura di qualità e di reddito. In un secondo spieghiamo, ricordiamo che qui acqua dolce non c'è, quindi però viene irrigata Valle Vecchia. Ecco, come succede velocissimamente? Una parte di Valle Vecchia viene irrigata grazie a un bacino di stoccaggio dell'acqua dolce, è un sistema innovativo, unico al mondo, con il quale noi selezioniamo l'acqua di pioggia in eccesso, la selezioniamo in base alla salinità, quella che è buona, che ha una salinità contenuta, viene immagazzinata e riutilizzata in periodo estivo per l'irrigazione dei terreni e per creare una falda dolce sopra l'acqua salata che abbiamo sotto. Siamo vicini al mare, attaccati al mare. Questa falda dolce sopra l'acqua salata consente di dare un ristoro, irrigo, delle condizioni di acqua dolce buone per tutta la vegetazione di Valle Vecchia, comprese le zone naturali di elevato pregio che compongono la biodiversità di Valle Vecchia. Grazie Lorenzo Furlan.